Parleremo del turismo, della situazione del turismo a Napoli. Abbiamo anticipato qualcosa 2 settimane fa per quanto riguardava la questione di San Gregorio Armenio. Lo facciamo con i nostri ospiti in studio che come al solito sono prestigiosissimi. Alla mia destra l'assessore alla provincia di Napoli, Giovanna Martano. Buonasera assessore. E l'assessore al Comune di Napoli, sempre al turismo, Valeria Valente. Buonasera assessore. Buonasera. Assessore Martano, quanto conta nel panorama diciamo, politico napoletano, quanto conta la passione? Ma secondo Perché me... io credo che, cioè, vedo voi due pieni di passione, veramente. Ma io credo che la passione conti molto. Credo che la passione sia decisiva in politica, credo che sia decisiva soprattutto per chi sceglie per una parte della propria vita di lavorare nelle istituzioni, di offrire un servizio. Amministrare una città significa offrire un servizio alla propria città. Si diceva poco fa le donne hanno più passione, forse perché quelle donne che riescono a occupare posti di rilievo, che sono comunque sempre meno degli uomini, hanno necessità di una sovraddose di passione, tenacia e combattività, perché la politica è ancora molto al maschile e non è semplice da questo punto di vista, come dire, insomma, scalzare qualche uomo. Detto ciò, io sì, conservo, nonostante le difficoltà, una grande passione. Amministrare nella nostra realtà è sicuramente più difficile che in altre realtà, ma anche una sfida però, è una sfida a doversi misurare con maggiori problemi, con una realtà complessa, dalle molte sfaccettature che a mio avviso obbliga e obbligherebbe anche un po' di più tutti coloro che si misurano con il governo delle cose ad avere maggiore rigore, maggiore tenacia e soprattutto capacità di ascolto dei problemi veri e un po' meno chiacchiere. Io sto in una fase nella quale non sopporto molto le chiacchiere. E se ne fanno tante? Sì, se ne fanno troppe a mio avviso. Spesso anche in modo maldestro, strumentale, come diceva poco fa Valeria, sono assolutamente d'accordo. Spesso anche il mio partito, che è lo stesso del sindaco, lo stesso dell'assessore Valente, è un luogo dove c'è uno spreco di chiacchiere. Ma io anche su questo credo che forse dovremmo sempre essere bravi a fare un po' di chiarezza. Capisco che a volte diventa molto più semplice generalizzare, capisco che forse anche come dire, la necessaria semplificazione comunicativa a volte ci spinge un po' a delle frasi, insomma comunque a dei comportamenti, a delle letture abbastanza superficiali. Anche rispetto a questo io vorrei dire bisogna capire bene di chi sono le competenze. Il centro storico di Napoli innanzitutto è appunto un grande centro storico con una storia davvero lunga, lunghissima. Pensiamo solo al patrimonio delle nostre chiese, sono davvero centinaia, credo abbiamo stimato oltre 300 insomma, chiese nella nostra città. Forse questo dovrebbe in qualche modo già come dire, fare intendere a tutti che probabilmente non possiamo sicuramente dire che è compito dell'amministrazione comunale come dire, riuscire ad aprire, a mettere, a restaurare e guardi, quindi a rendere fruibili. Noi qui l'abbiamo detto chiaramente, ecco, 2 settimane fa, c'è governo, enti locali e anche la curia. Quindi ognuno deve fare la propria parte, l'abbiamo detto esatto. prima, quindi questo valeva per la politica, no, abbiamo detto distinguiamo ruolo politico, giudiziario, partiti, eccetera, istituzionale, questo è. Ovviamente intanto moltissimi dei monumenti dipendono appunto dal Ministero dei Beni Culturali. Noi dobbiamo rafforzare molto di più l'attenzione, secondo me, su innanzitutto quelli che sono i servizi di accoglienza. Cioè, quindi penso soprattutto, dobbiamo ricordare che gli interventi nel centro storico non sono stati pochi, che i soldi che richiedono gli interventi nel centro storico, no, i soldi richiesti dal centro storico sono tantissimi, i soldi a disposizione delle amministrazioni comunali sono pochi, quindi bisogna in qualche modo fare delle scelte in termini di priorità e andare avanti anche con piccole cose alla volta. Io personalmente davvero adesso come amministrazione comunale abbiamo da poco approvato proprio in giunta 3 delibere che utilizzano e destinano 6 milioni per alcuni interventi mirati su percorsi turistici tutti attinenti al centro storico che attengono proprio diciamo, ai servizi di accoglienza al turista, quindi
segnaletica, quindi illuminazione dei percorsi monumentali, banalmente, ma direi civilmente, bagni pubblici per i nostri turisti, che mi sembra un problema di non poco conto, ma soprattutto, ripeto, diciamo in qualche Veramente, modo... assessore, mancano anche per i napoletani comunque. Sì, intanto mancano bagni pubblici in città, e si utilizzano, diciamo, in maniera secondo me abbastanza impropria, e se vogliamo anche incivile, troppo spesso quelli soltanto dei locali, generosamente a volte messi a disposizione, a volte meno, eccetera. Sicuramente nella stragrande maggioranza delle città europee non è così, e noi vorremmo che in qualche modo Napoli deve avere la capacità di guardare sempre un po' più avanti e pensare che siamo una città europea. Dobbiamo coglierle queste sfide senza, diciamo, in qualche modo timore. Le garantisco che ci siamo interrogati su vandalizzazioni possibili, bagni pubblici, quelli automatici, quelli autopulenti, stiamo parlando di cose di questo tipo. Abbiamo scelto invece di avere la strada del coraggio, quella che crede che poi, diciamo, in qualche modo anche i comportamenti vanno indirizzati, e se si fanno scelte coraggiose i napoletani sanno tenere fede a queste scelte coraggiose, le sanno capire, le sanno interpretare, per cui abbiamo fatto queste scelte e stiamo andando in questa direzione. Sono piccoli passi, ovviamente parlo delle mie strette competenze, ma su questo ovviamente è al lavoro l'assessore Laudadio, che ha la delega specifica al centro storico, che sta lavorando insomma molto su questo, soprattutto provando a dare ovviamente gambe in qualche modo a quello che è stato il progetto annunciato dei 200 milioni per il centro storico, che sta procedendo ovviamente per la sua strada. Credo, ripeto, che su questo dobbiamo pensare che davvero le convergenze devono essere molteplici, istituzioni, cittadini, e le istituzioni come dire, a seconda dei livelli territoriali, e quindi delle diverse competenze. No, rispondiamo un attimo, il calo a cui faceva riferimento forse era un tasso di occupazione delle Camere, che in novembre è del 14%, mi sembra è un dato. Qualcosa. Allora, 2 o 3 cose su alcuni punti centrali dell'ultimo intervento. Allora, a proposito del coordinamento tra le istituzioni, soprattutto in questa fase, da quando è arrivato l'assessore Velardi alla Regione, quindi da febbraio, noi abbiamo un coordinamento fisso tra le istituzioni. Poi si può contestare ciò che producono, per carità, questo è legittimo. Ma il e poi ce lo dici che cosa ha prodotto, sì, appunto. Poi qualcosa diremo di quello che facciamo in genere ogni giorno. Quindi, poi ripeto, si può contestare nel merito, ma insomma un coordinamento c'è. Tant'è che una serie di progetti che sono stati messi in campo di recente, l'ultimo a cui si riferiva l'assessore Valente, i famosi percorsi turistici lungo il centro antico della città, il centro storico, che avranno illuminazione, bagni e quant'altro, sono frutto di un accordo tra Comune e Regione. Tutta la partita delle fiere e delle borse turistiche all'estero è stata riorganizzata e riprogrammata. La Regione ha approvato una delibera 3 mesi fa che ha riprogrammato tutta la partecipazione dalla BIT alla Borsa di Londra, alla Borsa di Berlino, con un grande risparmio di soldi pubblici e soprattutto con un coordinamento tra tutti gli enti locali, per cui non accadrà la scena a cui abbiamo insistito, io ritengo in modo sbagliato ovviamente, del passato, dove semmai la provincia X, il comune Y, senza parlare con la Regione, si ritrovavano tutti qualche volta a proporre anche cose molto simili, opuscoli che si sovrapponevano tra di loro. Questo è stato cambiato, ripeto, per esempio con una delibera approvata prima dell'estate.